L'attuale sindaco di Padova abita in una laterale di via Altinate, è un vicino di casa e un cliente delle loro attività. I negozianti dicono a telecamera spenta che lui e altre autorità non possono non sapere che lo spaccio di droga avviene in pieno giorno e appena cala la sera. Cioè con i cani avevano messo due poliziotti col cane e praticamente questi qua diciamo che sono spariti. La polizia ha svolto dei controlli nel pomeriggio di venerdì e ha trovato 3 stranieri senza documenti. Tra i residenti gira la proposta di pagare dei vigilantes che pattuglino il borgo anche di giorno. Ma i negozianti dicono: ancora tasse? No, grazie, li paghi il comune e metta le telecamere. Spendere dei quattrini per queste soluzioni, dopo forse lasciano il tempo che trovano, perché comunque quella gente lì, chi vuole delinquere, delinque. Non è giusto pagare anche questa cosa, che dovrebbe essere un diritto del cittadino, essere tutelato dal comune, insomma dai servizi del comune. Arrabbiati e sconfortati non vedono i segni concreti di una lotta dello Stato e della città alla malvivenza, e anche sulla vigilanza privata c'è scetticismo. Potrebbe servire ad allontanare i malintenzionati la presenza di un vigilante? Non credo, non penso. Cioè, come che ne so, le ortiche che crescono un po' dappertutto e solamente con l'acqua calda si riesce a pulire. Chiudere i passaggi più importanti e controllarli